Tempo fa abbiamo presentato un'iniziativa che si intitola Facciamo Scuola, un'iniziativa ripresa in tutta Italia dai consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle che volontariamente si sono tagliati lo stipendio per donarlo in questi progetti che hanno a che fare con l'innovazione della didattica oppure anche la messa in sicurezza degli edifici stessi. Noi qui in Veneto siamo riusciti ad accumulare circa 50.000 euro che sono andati a finanziare 5 progetti per un importo appunto di 10.000 euro. Oggi qui abbiamo i professori e i dirigenti scolastici di questi istituti che poi sono stati scelti dal basso proprio dagli attivisti attraverso appunto internet e sono stati selezionati tra altri 25 progetti che appunto avevano i requisiti per partecipare all'iniziativa. Di solito siamo abituati che chi mette i soldi decide, invece questa volta noi abbiamo semplicemente messo la somma e poi i nostri iscritti hanno fatto le valutazioni e votato fisicamente quali erano i progetti che meritavano di essere finanziati. Io credo che anche questo sia un modo di fare diverso e spero che comunque sia stato apprezzato sia dagli istituti che dai nostri iscritti e partecipare anche da questo punto di vista.